Qualche momento di panico e blackout in tutta la zona delle piscine. Questa mattina a Vittorio Veneto, al centro natatorium comunale di Piazza Aldo Moro, il quadro elettrico della piscina ha generato un incendio che ha provocato gravi danni agli impianti. È saltato il contatore il quadro elettrico di tutto l'impianto, che comprende sia la piscina che il palazzetto dello sport. Un centinaio le persone che erano all'interno del centro, che è stato immediatamente fatto evacuare. La piscina è stata evacuata. C'erano una cinquantina di persone in vasca e altri tanti negli spogliatoi. È stata fatta l'evacuazione come previsto dalle nostre norme. I nuotatori che si trovavano all'interno delle vasche, circa un centinaio, sono stati fatti uscire dalla struttura senza che si rendessero conto di quanto è successo, visto che il quadro elettrico si trova ai piani sotterranei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, oltre ai tecnici comunali. In tutta la zona e anche nel vicino palazzetto dello sport, in seguito a questo guasto si è verificato un lungo blackout. Stiamo cercando di valutare i danni e di ripristinare un po' la linea in maniera provvisoria. I tempi più o meno? Ancora non si sanno, si pensa per lunedì o martedì.